Ci sono? Sì. Ok, buonasera a tutti, scusateci il ritardo e dobbiamo chiedere scusa anche a chi ci segue da casa perché il culto dei giovani è finito tardi, no? Stasera erano particolarmente agitati e perciò li abbiamo lasciati correre. La cosa bella è che c'erano 110 persone nel culto, quindi una cosa meravigliosa. E niente, riprendiamo il nostro corso di Apocalisse, terzo studio, dopo che ci siamo fermati per il nostro campeggio. E prima di parlare, di fare qualsiasi cosa, io vorrei pregare insieme a voi che il Signore ci guidi questa sera, no? Nella conoscenza più approfondita della sua parola. Signore nostro Dio, nostro Padre, io ti ringrazio e ti benedico perché possiamo condividere la tua parola. Signore, ti chiedo nel nome di Cristo Gesù che tu possa guidarci, Signore, a capire quello che tu vuoi dirci questa sera. Signore, sappiamo che la tua parola non torna mai a vuoto, perciò Signore mettiamo ogni cosa nelle tue mani e ti chiediamo veramente benedizioni per questa sera, nel nome di Cristo Gesù, amen. Ok, 2 settimane fa abbiamo parlato del capitolo 2 e del capitolo 3 del libro di Apocalisse, ok? Abbiamo visto che le 7 chiese che abbiamo studiato sono, almeno io credo, nella mia teologia, credo che siano le 7 periodi della storia della Chiesa dalle origini, ossia dalla Chiesa apostolica, che è la prima, la Chiesa di Efeso, fino alla Chiesa di Laodicea, che è l'ultima. Perciò partiamo dalla Chiesa apostolica, poi passiamo alla Chiesa della imperiale, poi passiamo alla Chiesa dell'impero, con Costantino che fa diventare il cristianesimo religione di Stato, poi passiamo alla Chiesa papale, poi alla Chiesa riformata, poi alla Chiesa missionaria e infine la Chiesa di Laodicea che rappresenta la Chiesa degli ultimi tempi. La Chiesa, vi ricordate che l'ultima lettera è una lettera che il Signore spedisce alla Chiesa di Laodicea e non c'è neanche un elogio, sono soltanto riprensioni, ossia è una Chiesa che sta diventando fredda, è una Chiesa che sta diventando cieca e il Signore dice veramente se tu continui a rimanere così io ti vomiterò dalla mia bocca, così dice la parola di Dio. Quindi parole molto forti che vengono usate nel confronti di questa Chiesa. Noi stiamo vivendo un periodo storico che è tra la sovrapposizione della Chiesa missionaria, che è la nostra, con questa Chiesa che nel mondo intero si va raffreddando e diventa la Chiesa a tutti gli effetti di Laodicea, okay? Ossia la Chiesa ecumenico-liberale degli ultimi tempi, dove non c'è più il centro che è Cristo, ma il centro è diventato l'uomo. Vi ricordate che capitolo 3, versetto 20 dice: ecco, io sto alla porta e busso, se qualcuno ascolta la mia voce, apra la porta. Ossia, per la prima volta nella storia della Chiesa, Cristo fa alla Chiesa un appello a livello individuale, neanche più alla Chiesa, a livello individuale. Ossia, Cristo nella Chiesa degli ultimi tempi cerca persone singolarmente che possano ritornare alla fede originaria. Ok? Quindi, Apocalisse 3:20, anzi 21, scusate, è una cosa molto interessante come viene chiuso questo capitolo, che dice così: chi vince lo farò sedere presso di me sul mio trono, come anch'io ho vinto e mi sono seduto con mio Padre sul suo trono. Ossia, nel contesto della Chiesa che si sta raffreddando, il Signore dice: chi vince io lo farò sedere sul mio trono, ok? Ossia gli darò questa autorità, gli darò questa regalità affinché questa persona capisca che io lo premio se lui prende delle decisioni individualmente di fedeltà nei miei confronti. E da qua noi ricominceremo, ossia il mondo si sta raffreddando, noi stiamo vedendo questo, no? Il mondo giorno dopo giorno sta diventando un caos sempre più grande. Perché? Perché la Chiesa si sta raffreddando,
fra poco la Chiesa sarà rapita, no? Ci sono tutti i presupposti perché questo succede, e la Chiesa verrà rapita per un semplice motivo. Primo, verrà rapita perché? Perché nel momento in cui ricominceranno questi 7 anni in cui Dio riprenderà il suo rapporto personale con Israele, ok? La Chiesa non sarà qua. È dell'ultima settimana di Daniele, del Daniele capitolo 9. Chi è che si ricorda un po', anche un po' vagamente, questa storia delle 70 settimane di Daniele, ok? Noi stiamo vivendo il periodo della Chiesa, sono passate 69 settimane di anni dalla ricostruzione di Gerusalemme fino alla morte di Cristo. La morte di Cristo segna l'inizio dell'epoca della Chiesa, ma il Signore ha promesso che Lui riprenderà il suo rapporto personale con Israele. Questo rapporto personale con Israele ricomincerà istantaneamente subito dopo il rapimento della Chiesa, solo che ci sarà un grosso problema. Perché? Perché se non c'è la Chiesa e insieme alla Chiesa, questa è una cosa fondamentale che noi dobbiamo capire, verrà tolto lo Spirito Santo dalla terra, perché lo Spirito Santo è in armonia, in perfetta comunione e il suo ministero è con la Chiesa. Okay? Quindi lo Spirito Santo insieme alla Chiesa verrà tolto dalla terra in quel momento e comincerà quello che noi chiamiamo il regno dell'Anticristo, che durerà per 7 anni. Okay? Questo lo vedremo un pochino per volta. E nello stesso momento in cui comincia il regno dell'Anticristo, comincerà quello che viene chiamato dall'Apocalisse stessa il versamento dell'ira dell'agnello. Okay? Allora, se voi mi chiedeste perché la Chiesa non deve passare per questi 7 anni di periodi di regno dell'Anticristo? Semplicemente per un motivo, perché noi siamo la sposa di Cristo, ossia la sposa di Cristo non passerà per l'ira dell'agnello. Perché? Perché l'agnello è lo sposo della Chiesa e la Chiesa e lo sposo dovranno trovarsi proprio in questa comunione, in questo matrimonio nel cielo. Ed è proprio quello che noi vedremo oggi, capitolo 4 e capitolo 5 di Apocalisse. Allora ti invito ad aprire in questi 2 capitoli che leggeremo per intero, non sono lunghi, non preoccupatevi, ma sono molto belli perché ci fanno vedere esattamente cosa succede subito dopo la lettera di Laodicea che dice: chi vince io farò sedere presso di me sul mio trono. Dice così, capitolo 4 dal versetto 1. Dopo queste cose guardai e vidi una porta aperta nel cielo. E la prima voce che mi aveva già parlato, come uno squillo di tromba, mi disse: sali quassù e ti mostrerò le cose che devono avvenire in seguito. Subito fui rapito dallo Spirito ed ecco un trono era posto nel cielo e sul trono c'era uno seduto. Colui che stava seduto era simile nell'aspetto di pietra di diaspro e di sardonico e intorno al trono c'era un arcobaleno che a vederlo era simile allo smeraldo. Attorno al trono c'erano 24 troni su cui stavano seduti 24 anziani vestiti di vesti bianche con corone d'oro sul capo. Dal trono uscivano lampi, voci, tuoni. Davanti al trono c'erano 7 lampade accese che sono i 7 spiriti di Dio. Davanti al trono inoltre c'era un mare di vetro simile al cristallo. In mezzo al trono e intorno al trono 4 creature viventi piene di occhi davanti e dietro. La prima creatura vivente simile a un leone, la seconda simile a un vitello, la terza aveva la faccia come d'uomo e la quarta era simile a un'aquila mentre vola. E le 4 creature viventi avevano ognuna 6 ali ed erano coperte di occhi tutti intorno e di dentro e non cessavano mai di ripetere giorno e notte: Santo, Santo, Santo il Signore, il Dio Onnipotente, che era, che è e che viene. Ogni volta che queste creature viventi rendono gloria, onore e grazie a colui che si siede sul trono e che vive nei secoli dei secoli, i 24 anziani si prostrano davanti a colui che siede sul trono e adorano colui che vive nei secoli dei secoli e gettano le loro corone davanti al trono dicendo: tu sei degno,
o Signore, o Dio nostro, di ricevere la gloria, l'onore, la potenza, perché tu hai creato tutte queste cose e per la tua volontà esistessero e furono create. Vidi nella destra di colui che sedeva sul trono un libro scritto di dentro e di fuori, sigillato con 7 sigilli, e vidi un angelo potente che gridava a gran voce: chi è degno di aprire il libro e di sciogliere i sigilli? Ma nessuno, né in cielo né in terra, né sotto la terra, poteva aprire il libro, né guardarlo. Io piangevo molto perché non si era trovato nessuno che fosse degno di aprire il libro e di guardarlo. Ma uno degli anziani mi disse: non piangere, ecco, il leone della tribù di Giuda, la radice di Davide, ha vinto per aprire il libro e i suoi 7 sigilli. Poi vidi in mezzo al trono e alle 4 creature viventi e in mezzo agli anziani un agnello in piedi come immollato, e aveva 7 corna e 7 occhi, che sono i 7 spiriti di Dio mandati per tutta la terra. Egli venne e prese il libro dalla destra di colui che sedeva sul trono. Quando ebbe preso il libro, le 4 creature viventi e 24 anziani si prostrarono davanti all'agnello, ciascuno con una cetra e delle coppe d'oro piene di profumi, che sono le preghiere dei santi. Essi cantavano un cantico nuovo dicendo: tu sei degno di prendere il libro e aprirne i sigilli, perché sei stato immolato e hai acquistato a Dio con il tuo sangue gente di ogni tribù, lingua, popolo, nazione, e ne hai fatto per il nostro Dio un regno e dei sacerdoti, e regneranno sulla terra. E vidi e udii voce di molti angeli intorno al trono e alle creature viventi e agli anziani, e il loro numero di miriadi e di migliaia. Essi dicevano a gran voce: degno è l'agnello che è stato immolato di ricevere la potenza, le ricchezze, la sapienza, la forza, l'onore e la gloria. E tutte le creature che sono nel cielo, sulla terra, sotto la terra e nel mare, e tutte le cose che sono in essi, udì che dicevano: a colui che siede sul trono e all'agnello siano la lode, l'onore, la gloria, la potenza nei secoli dei secoli. Le 4 creature viventi dicevano: Amen. E gli anziani si prostrarono e adorarono. Quindi passiamo da quella visione che noi abbiamo visto dell'ultima chiesa, che è la chiesa di Laodicea, la chiesa fredda, la chiesa caotica. Il mondo sta cadendo nel caos perché la chiesa si mescola con il mondo, e noi vediamo nel cielo invece un ordine perfetto, un'adorazione perfetta. E qui c'è la vera chiesa che sta adorando il Signore insieme ai suoi angeli. Allora ci sono 2 buone notizie per me e per te, ok? Che cosa faremo noi nell'eternità? 2 cose. Perché non saremo là seduti su una nuvolina, no? No, faremo, prima di tutto, adoreremo come stanno adorando questi 24 anziani, perché noi vedremo faccia a faccia il nostro Dio. E la seconda cosa che noi faremo è servire. Noi serviremo e adoreremo. Io non so che cosa hai in mente di fare tu. Io mi sono prenotato per la biblioteca di Dio, ok? Io voglio stare là, catalogare tutto, leggere tutto dall'inizio alla fine, e ci saranno molte attività. Noi cresceremo costantemente nella presenza di Dio, ok? Quindi servizio e adorazione. Ma è importante questo trono che si trova in mezzo a questa moltitudine di angeli, a questi 24 troni. È una visione meravigliosa e organizzata di quello che succederà, ok? Allora, vediamo chi sono intanto questi 24 troni, questi 24 anziani che si trovano alla presenza di Dio. Sì. E la numero è quella dove c'è la figura del trono con Gesù. Ok, eccola lì, perfetto, è quella lì. Ok? Allora, vediamo intanto questa visione, no? Di questi 24 anziani, che generalmente è sempre molto confusa nell'interpretazione. Allora, attenzione, intanto noi dobbiamo capire questo doppio numero 12, ossia 12 più 12 fa 24. Perché 24 anziani seduti su 24 troni? Okay? Allora, il numero 12, se tu vai nella fine delle tue fotocopie, nessuno ha portato qua questa sera? Ok, uno solo.
Va bene, vi do 5 a tutti. 24, perché 24? 12 più 12. Perché per esempio Gesù ha scelto 12 apostoli, non 11? Perché ci sono 12 tribù di Israele e non 11 o 10 o 13? No? Il numero 12 è interessante, che la scienza moderna, le scienze umane moderne hanno scoperto che 12 persone che interagiscono tra di loro è un numero perfetto, ossia loro possono interagire in un modo costruttivo. 11 sono poche, 12, 13 sono troppe, ma 12 è il numero perfetto. Guarda caso Gesù ha scelto 12 apostoli per rappresentarlo qua sulla terra. Perché? Perché era il numero perfetto di interazione positiva tra un gruppo di persone. Okay? Stessa cosa vale per le 12 tribù di Israele. Ma la cosa interessante è che qua sono 24, ossia 12 più 12. Allora, perché 12 più 12? Perché questo rappresenta il totale numero dei credenti dell'Antico Testamento fino alla morte di Cristo e il numero totale di credenti dalla morte di Cristo in poi fino al rapimento della Chiesa, ossia la Chiesa sarà completamente e interamente riunita davanti al trono di Dio, ma non solo riunita davanti al trono di Dio, sedendo a loro volta su dei troni, ok? Ossia condividendo l'autorità e la dignità di Cristo, quello che spetta a ciascuno di noi. Vi ricordi che come si è chiusa la lettera di Laodicea? A chi vince io darò di sedere sul mio trono, come anch'io mi sono seduto sul trono di mio Padre. Allora la lettera agli Efesini, capitolo 2, versetto 6 dice: e ci ha risuscitati con Lui e ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo. Perché ci dice sedere nei luoghi celesti in Cristo? Per quale motivo? Allora sta attento, nel Tempio, quello che è il Tempio di Israele o il tabernacolo che c'era qua sulla terra, il primo Tempio mobile, che è quello che ha costruito Mosè, i sacerdoti dentro nel Tempio non c'era una seggiola. Sai per quale motivo? Perché quando tu entravi nel Tempio tu dovevi esclusivamente servire, non c'era tempo di sedersi, è per quel motivo lì. Però noi vediamo che qui nell'eternità c'è una condivisione di autorità e una condivisione di dignità da parte del Signore con la sua Chiesa. Noi siamo, come ha detto la parola di Dio, come abbiamo letto qui, un regno e dei sacerdoti. Perciò condivideremo l'autorità, decideremo insieme al Signore che cosa succederà sulla terra. Tu sai che io e te dobbiamo giudicare perfino gli angeli di Dio. È così che è scritto nella parola. Tu pensa alla dignità che il Signore già hai alla presenza di Dio. È la parola di Dio che noi dice che noi siamo seduti nei luoghi celesti in Cristo Gesù. È così che noi siamo, adesso, già adesso. È una realtà spirituale che noi dobbiamo imparare molto bene. E dice così Apocalisse 4: ed ecco un trono era posto nel cielo e sul trono c'era uno seduto. Attorno al trono c'erano 24 troni su cui stavano seduti 24 anziani vestiti di vesti bianche con corone d'oro sul capo. Ossia, Dio ci ha dato anche una dignità regale per condividere nell'eternità. Dio ci farà praticamente simili a Lui nella sua struttura emozionale, nella sua struttura psicologica. Okay? Saremo perfezionati completamente. Allora, vediamo qua alcuni punti di questo capitolo 4 e capitolo 5. Ecco qua i 24 presbiteri o anziani. Okay? E la parola anziano nella Bibbia viene dalla parola presbiteros greca, che vuol dire colui che ha esperienza con Dio, ossia chi è parte della Chiesa di Dio ha un'esperienza personale con Dio, e là saremo tutti insieme adorando e onorando il Signore. Però non so se avete notato, noi abbiamo anche una cosa un po' particolare. Avete visto come è stato descritto il Signore Gesù? È stato descritto come un agnello con 7 corna e 7 occhi. Non so se hai notato questa particolarità. Dice così, e il leone 5, capitolo 5, versetto 6 e 7, dice: ecco il leone della tribù di Giuda, la radice di Davide, ha vinto per aprire il libro e i 7 sigilli.
Poi vidi in mezzo al trono alle 4 creature viventi e in mezzo agli anziani un agnello in piedi come immolato e aveva 7 corna e 7 occhi, che sono i 7 spiriti di Dio mandati per tutta la terra. Che strana visione che ci dà di Cristo, perché 7 corna e 7 occhi, no? Tu sai che il libro di Apocalisse è un libro simbolico. Okay? Ci sono dei simboli che vengono usati in modo molto particolare. Per un occidentale vedere un agnello con 7 corna e 7 occhi è un abominio quasi, no? Cioè, questo qua cosa sta succedendo? Perché il Signore Gesù è rappresentato così? Allora attenzione, qua c'è un'altra realtà. Ogni numero nella cultura ebraica aveva un significato. Okay? Per esempio, il numero 1 è il numero di Dio. Il numero 2 è il numero della testimonianza, per questo Gesù mandava 2 a 2 i discepoli. Okay? Il numero 3 è il numero della stabilità, che è anche il numero della Trinità. Il numero 4 è il numero della creazione. Quanti punti cardinali ci sono? 4, no? Nord, est, sud e ovest. Il numero 5 è il numero della grazia. Questo non ve lo spiego adesso, ve lo spiego dopo in privato. Okay? Chi lo vuole sapere deve pagare, no, sto scherzando. Il numero 6 che numero è? È il numero di uomo, ok? Perché? Perché al 6° giorno l'uomo è stato creato, ok? Non a caso il numero della bestia, ossia dell'anticristo, è 666, che è l'uomo che si fa Dio, ok? Non so se avete mai ragionato su questo. Il numero 7 invece è un numero della perfezione temporale, ossia perché 7 corna e 7 occhi? Gesù è stato rappresentato come l'agnello con 7 corna e 7 occhi. 7 corna perché il corno nell'antichità era potenza / autorità. Quindi se il numero 7 è il numero della perfezione, cosa vuol dire 7 corna? Vuol dire che lui è potente, ossia onnipotente. Perché 7 occhi? Perché è sciente, ossia onnisciente. Che cosa ci sta dicendo questo testo? Che chi stavano adorando i credenti nella eternità, in quella parte di cielo, era l'agnello onnipotente, onnipresente e onnisciente. Allora, io quando mi sono fermato qua su questo testo biblico ho detto, Signore, come i testimoni di Geova non riescono a vedere questo? Come non riescono? Ossia, tu leggi tutta la parola di Dio e arrivi a questo testo e dici che ci rappresenta Cristo come onnisciente, onnipotente, onnipresente, e loro non lo vedono. Perché? Perché hanno gli occhi chiusi. Da che cosa? Da una falsa dottrina. Purtroppo funziona così. Quindi abbiamo visto questi 24 anziani che rappresentano che cosa? Vediamo. Che cosa rappresentano? Credenti? No, prima della Chiesa. Tutta la Chiesa, ma anche tutto? L'Antico Testamento, ossia i credenti dell'Antico Testamento, più i credenti che si sono convertiti fino al rapimento della Chiesa, tutti insieme in un unico culto di adorazione. Nel centro c'era l'agnello che faceva che cosa? Era adorato da tutti i credenti, più tutti gli angeli che noi troviamo, i cherubini, i serafini e migliaia e milioni di angeli che adoravano il Signore. Quindi prova a immaginare la scena, ok? Un culto, altro che 110 ragazzi di questa sera, ossia sarà una cosa che farà rimbombare le fondamenta della terra, ok? E noi siamo già, spiritualmente siamo già là, perché noi dice siamo seduti nei luoghi celesti in Cristo. Se noi non riusciamo ad adorare il Signore è perché c'è qualche problema, ok? E qua c'è proprio un punto che noi dobbiamo fermarci. Che cos'è l'adorazione per te? Perché Apocalisse non è solo mi interessa perché vedo che cosa succederà in futuro, no, l'Apocalisse ha un'applicazione pratica. Se io non riesco ad adorare e sono seduto nei luoghi celesti in Cristo, ed è questo che il Signore mi dice, o io non sono seduto nei luoghi celesti in Cristo, oppure c'è qualcosa che mi impedisce qua sulla terra di adorare il mio Signore, ossia c'è qualche preoccupazione, c'è qualche peccato, c'è qualcosa che mi blocca nella mia
a adorazione spirituale. E Cristo cerca, come ha detto la Samaritana, i veri adoratori. Okay? Cristo è ancora in cerca, perché quella è la nostra realtà, non è qua sulla terra, e quella è la nostra realtà. Ed è interessante che Gesù viene rappresentato in questo testo, non so se avete visto, come un agnello e allo stesso tempo come un leone. Avete notato questo contrasto fortissimo tra quello che è l'agnello e quello che è il leone? L'agnello della tribù di Giuda è degno di aprire il rotolo con i 7 sigilli. Okay? Perché agnello e perché leone? Perché l'agnello è simbolo di che cosa? Di mansuetudine, ossia una persona che veramente è, come Gesù è stato, era un uomo a tutti gli effetti, è stato totalmente sottomesso al Signore. Io qua imparo un'altra cosa fondamentale, okay? Che chi è una persona sottomessa all'opera di Dio nella propria vita è un leone, è una persona che ha forza per portare avanti la testimonianza cristiana. Allora, che cosa stava succedendo lì nel cielo in questi 2 capitoli che sono il capitolo 4 e il capitolo 5? Qualcuno doveva cominciare ad aprire questi famosi 7 sigilli, ok? 7 sigilli che avrebbero cominciato a segnare la storia sulla terra. Quindi, allora immaginiamo questa storia che si svolge in cielo, no? Il primo culto di adorazione con tutta la Chiesa riunita nell'eternità, ok? E da lì non sarebbe mai finito il culto d'adorazione. Tutto quello che sarebbe stato deciso nel cielo avrebbe avuto un riflesso sulla terra. Però doveva succedere una cosa, c'era questo rotolo che abbiamo visto, no? Abbiamo letto, che era scritto dentro e di fuori. Okay? Perché dentro e di fuori? Perché niente si può aggiungere e niente si può togliere, ossia la storia che Cristo ha scritto già non può essere cambiata. Okay? Torniamo a ripetere che cosa c'è sulla terra. Sulla terra non c'è più la Chiesa, ok? Sulla terra non c'è più lo Spirito Santo, sulla terra comincia il regno dell'Anticristo. Però qualcuno deve fare in modo che questa storia cominci finalmente sulla terra, ok? C'è bisogno di qualcuno che dica adesso è il momento che l'Anticristo prenda l'autorità e cominci a governare la terra, ma allo stesso tempo c'è bisogno di qualcuno che dica nel momento in cui l'Anticristo comincia a regnare c'è bisogno di un giudizio sulla terra in modo che l'uomo capisca cosa significa camminare senza Dio. Avete capito il concetto? Ossia, perché, e qua viene spontanea una domanda, forse la sto facendo io al posto vostro, perché il Signore ha permesso o permetterà, più corretto, permetterà che l'Anticristo governi per 7 anni? Perché? Secondo voi? Vediamo se avete qualche risposta. Perché il Signore permette il male per questo lungo periodo di tempo sulla terra? 7 anni non sono pochi. Microfono. Per permettere per chi non ha ancora accettato Cristo possa capire cosa vuol dire vivere senza Cristo e permettere per avere l'opportunità di accettarlo. Ottimo. Ossia, perché Dio, da quello che io percepisco dalla parola di Dio, darà spazio, opportunità a tutti gli esseri umani fino alla fine. Perché Lui sa, e insieme a Lui dovremmo saperlo anche noi, cosa significa un'anima condannata per l'eternità lontana da Lui. Ossia, fino a quel momento che la Chiesa era qua, che la Chiesa pregava, che la Chiesa testimoniava, sto parlando al passato come se io fossi in quel periodo, ok? Non è che è ancora successo. Ma se noi ci trovassimo nel periodo del regno dell'Anticristo, no? E la Chiesa fosse già rapita, se io fossi parte di questa terra in quel periodo, direi, la Chiesa era qua, testimoniava, pregava, predicava la parola di Dio, adesso non c'è più. Come si può fare con una persona che neanche lo Spirito Santo agisce in quel momento? Che cosa Dio ha fatto? Ha detto, ok, allora vediamo gli esseri umani, li mettiamo alla prova fino alla fine in questi 7 anni, io lascerò l'Anticristo prendere il potere, io manderò dei giudizi sulla terra, in modo che l'uomo si renda conto cosa vuol dire vivere senza la mia autorità sulla sua vita.
Hai capito il meccanismo? È molto semplice, ma è questo che succederà. Ossia, Dio lascerà che il male invada il mondo. Noi vedremo un pochino più avanti, al capitolo 17 di Apocalisse, sai che cosa succederà? Ci saranno delle possessioni di massa. Cioè, ti immagini una Pentecoste satanica? I demoni entreranno nelle persone in massa. Cioè, ti puoi immaginare folle intere possedute da demoni, ma parallelamente la parola di Dio ci dice che ci saranno delle conversioni di massa. Perché? Perché persone si renderanno conto che senza Cristo non si può vivere, ossia l'eternità è in gioco. Noi lo vedremo un pochino più avanti questo. Quindi torniamo all'agnello. Sì, Patrizia. Pastore, Sì, ok. Pastore, ma senza lo Spirito Santo come si darà? Ecco. Qua è una bella domanda questa. Ok. Aspetta che vediamo. Ok, questa qua. Allora, attenzione. È vero, lo Spirito Santo è quello che oggi convince le persone a convertirsi. Ossia, Gesù stesso l'ha detto, no? Perché lo Spirito convince di peccato, giustizia e giudizio. È questo che funziona oggi. Quando lo Spirito insieme alla Chiesa verrà tolto dalla terra, non sarà più il sigillo dello Spirito Santo che ci convince o che ci assicura che noi avremo la vita eterna, ma una testimonianza dall'inizio alla fine della nostra vita. Ossia, perché Gesù a un certo punto, in capitolo 24 di Matteo, l'avrei detto un pochino più avanti, ma va bene, visto che c'è la domanda rispondo. Okay? Vi ricordate quando Gesù in Matteo capitolo 24 dice chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato? Vi ricordate che lui dice proprio questo? Ossia, sembra che lui stia dicendo chi avrà fatto le opere che io gli do da fare fino alla fine sarà salvato. Sembra che la salvezza dipenda dalle opere, no? Però attenzione, che cos'è quel capitolo 24 e 25 di Matteo? È un sermone profetico, ossia è un sermone che parla proprio del periodo in cui l'anticristo sarà qua sulla terra. Ok? Allora cosa succederà in quel periodo? Quando uno dichiarerà in quel periodo, ma poi vedremo tutti i testi biblici, ok? Io adesso te lo sto riassumendo. Quando una persona deciderà di non sottomettersi al regime dell'anticristo, anche questo vedremo, vi ricordate che la parola di Dio dice che lui metterà un marchio sulle persone, ci saranno delle persone che non vorranno questo marchio perché si renderanno conto che è un regime non solo economico, sociale, e sarà anche spirituale, ossia il marchio, a differenza del sigillo, che cos'è? È il marchio della bestia, ossia come le mucche, no? Si mette il marchio sulle mucche, sugli animali. No? Quindi queste persone, rendendosi conto che questo non è il regime che loro vogliono, non riceveranno, non vorranno il marchio della bestia e dovranno portare avanti la loro testimonianza fino alla morte. È per quello che Gesù, queste persone verranno decapitate, c'è scritto nel libro di Apocalisse, per causa di questa decisione, ossia hanno deciso di non far parte del regno della bestia, ma di credere fino alla fine. Queste persone veramente saranno salvate attraverso una testimonianza perseverante, non attraverso il sigillo dello Spirito Santo. Ecco perché Gesù dice: quelli che avranno perseverato fino alla fine saranno salvati, ossia sarà quasi come una salvezza per opere, okay? Ma solo in quel periodo, okay? Perché non ci sarà lo Spirito Santo. Avete capito questa differenza? Perché? Perché è interessante che le Bibbie rimarranno sulla terra, no? Ossia, non ci sarà lo Spirito Santo, ma la Bibbia rimarrà. E perciò le persone leggeranno, perciò ci saranno immagino, no? Non c'è descritto bene, ma immagino che ci saranno degli incontri clandestini, ossia alcuni si troveranno, cominceranno a condividere la parola di Dio, no? Cominceranno a dire no, noi non dobbiamo far parte di questo regno della bestia, ossia usciranno da un sistema sociale, lo dovranno pagare con la vita, tant'è che loro non potranno comprare, non potranno vendere, cioè sarà un momento, pagheranno con la vita, poche parole, no? Cioè, non si potrà più andare al supermercato e dire vado a comprare 1 chilo di pasta, no, perché dovrei entrare col marchio della bestia o sulla fronte o sulla mano
Sinistra, sulla mano destra o sinistra, non mi ricordo se è destra o sinistra. Ah? Destra, ok. Avete capito più o meno il sistema? Quindi non ci sarà proprio più la testimonianza della Chiesa, ma queste persone dovranno dimostrare fino alla fine che hanno creduto veramente in Cristo nonostante tutto, ok? E pagheranno con la propria esistenza. Quindi, torniamo là. Giovanni ha detto, capitolo 4 e 5, comincia a piangere perché? Perché nessuno può dare inizio alla storia, ok? Nessuno può dare inizio, uno, alle nozze dell'agnello e neanche alla ripresa del rapporto di Dio con Israele, con il popolo di Israele. Allora, a un certo punto uno degli anziani va da Giovanni nel racconto e dice: non preoccuparti perché l'agnello della tribù di Giuda è degno di aprire i sigilli, no? Allora, qua dobbiamo fermarci. Un libro, in realtà la parola usata lì è rotolo, ok? Rotolo, sigillato con 7 sigilli. Questo ha un significato molto interessante. Il sigillo nell'antichità significava protezione di un documento. Okay? Allora, attenzione. Nella cultura romana, quando una persona... Caspita, sono già le 8. Nella cultura romana, quando un figlio veniva adottato, che cosa succedeva? La persona che decideva di adottare un figlio andava davanti a un giudice, si presentava con 7 testimoni, okay? 7 testimoni, e faceva questo atto di adozione. Il rotolo veniva chiuso, venivano messi 7 sigilli e questi 7 sigilli proteggevano il documento, nessuno poteva aprire. Tant'è che nella cultura romana, attenzione a questo che è interessantissimo, un figlio adottivo non poteva essere più rinnegato, un figlio naturale sì. È interessante che noi siamo chiamati figli di Dio per adozione. Che cosa ha fatto Cristo con noi? Lui è diventato figlio rinnegato sulla croce per poter adottare noi. Guarda che realtà meravigliosa che noi troviamo nella parola di Dio. E questi 7 sigilli sul libro della storia dell'umanità cominciano a essere rotti da Cristo. Allora, il sigillo è simbolo di protezione. Chi è che tiene insieme il mondo oggi? Chi protegge il mondo? Chi protegge il mondo? È Cristo. Perché i sigilli sono ancora chiusi, ossia sigilli che hanno a che fare con la pace sulla terra, sigilli che hanno a che fare con sicurezze per ciascuno di noi. C'è un sistema che noi possiamo sfruttare sulla terra, che è un sistema di sicurezza sociale, economica, politica, ossia i governi, per tanto che sono a volte disastrosi, ma almeno mantengono un insieme di regole nello Stato che ci possono tenere insieme, ok? Questo è importantissimo. Quindi, attenzione, quando l'agnello deciderà di rompere i sigilli, significa che lui romperà queste protezioni, aprirà la porta perché Satana possa infilarsi in situazioni che governeranno il mondo. Non so se avete capito. Il Signore dirà: adesso basta con la sicurezza sociale, adesso rompe il primo sigillo e noi vedremo sigillo dopo sigillo che lui comincerà a creare delle situazioni sulla terra terribili, ossia il primo sigillo proprio è la manifestazione dell'anticristo. Chi è che blocca la manifestazione dell'anticristo in questo momento? Non solo, ma principalmente è il Signore, che ancora non ha rotto il primo sigillo. E se noi vedremo, no, vi ricordate i 4 cavalli, il cavallo bianco, il cavallo giallo, il cavallo rosso, il cavallo nero. Il primo cavallo, che è il cavallo bianco, è proprio la manifestazione dell'anticristo sulla terra. Gesù cosa farà per primo? Ok, è il tempo dell'anticristo. Romperà il primo sigillo e l'anticristo si manifesterà al mondo. E vedremo che lui sarà un uomo pieno di intelligenza, rappresenterà tutte le qualità umane elevate alla ennesima potenza. Okay? Quindi un uomo molto intelligente, un uomo politicamente che attirerà le folle con un potere ipnotico, ok? Per la prima volta nella storia lui metterà d'accordo Israele e gli arabi. Perché?
perché lui vuole ricostruire il Tempio, perché il sogno dell'Anticristo qual è? Di sedersi nel Tempio di Dio, essere adorato come Dio, mettersi al posto di Dio, il sogno che lui aveva nell'eternità di prendere il posto di Dio, finalmente, tra virgolette, lui riuscirà a farlo in quel periodo e noi vedremo delle cose nel libro di Apocalisse veramente straordinarie. Allora, qualche domanda fino qua, perché dopo io chiuderei. Okay? Perché dopo quando cominciamo a aprire i sigilli ci sono tante cose da dire ed è la prossima lezione. Qualche domanda qua? Sì. Oh, scusa un attimo, il microfono. Scusatemi se non conosco tanto bene, ma volevo sapere se è vero che quando la Chiesa sarà rapita, è vero che ci saranno i santi, che Dio lascerà i credenti, alcuni credenti, per continuare il regno. Ok, ottima domanda. Allora, noi vedremo tra il sesto e il settimo sigillo, ok, che verrà aperto, lì c'è una finestra. Allora, nello svolgimento dal capitolo 4 al capitolo 20, che è l'ultimo capitolo che parla del 7 anni del regno dell'Anticristo, ci sono 4 interruzioni esplicative, si chiamano. Ossia, ci sono 4 pause che ci fanno vedere alcune realtà della terra quando saremo qua. E lì ci parla di 2 cose, di 2 caratteristiche, che è il prossimo argomento praticamente, no? Quindi hai anticipato un pochino la domanda. Allora, lì ci saranno 2 categorie di persone. Una folla di 144.000 unti da Dio, 12.000 per ogni tribù di Israele, che saranno i leviti del tempo dell'Anticristo. Nessuno può toccarli, neanche l'Anticristo, ok? Quelli saranno i santi che Dio ha scelto del popolo di Israele, 12.000 per ogni tribù, che dice la parola di Dio che seguiranno il Signore ovunque Lui andrà e saranno i testimoni di Cristo mentre Lui girerà per la terra durante il periodo del millennio. Lì andiamo ancora più avanti. E poi ci sarà una folla di persone che si convertirà durante il periodo dell'Anticristo, come abbiamo detto, che saranno testimoni della potenza di Dio proprio per la conversione che loro avranno, una conversione che non ha a che fare con lo Spirito Santo, ma che avrà a che fare proprio con una decisione di vita portata fino all'estrema conseguenza della morte. Quindi queste 2 categorie saranno proprio quelli che testimonieranno ancora i santi di Dio, che c'è un Dio che salva in quel periodo. Ho risposto? Ok. Qualche altra domanda? Tutto ok? Nient'altro? Siete bravissimi. O sono troppo bravo a spiegare o siete addormentati, uno dei 2. No, tranquilla, tranquilla. Il sempre 7 là è sempre la stessa spiegazione, cioè sempre la perfezione di Dio, sia nel 7 selo, 7 trombette, 7. Mm-hmm. Ok, io vorrei capire un po' prima quella cosa di 12 più 12. 12 ho capito che era i 12, la 12, però perché più 12? Questo non ho capito. Ok, allora perché? Attenzione, la parola di Dio si divide in 2 grandi archi temporali, quello dell'Antico Testamento che va dalla croce di Cristo fino ad Adamo, ok? All'indietro, e poi va nel Nuovo Testamento dalla croce di Cristo in poi fino al rapimento della Chiesa, ok? Il numero 12 è un numero simbolico, è un numero della completezza celeste. Allora, i 12, perché sono 24 anziani, ossia 24 troni su cui sono seduti persone che hanno fatto un'esperienza personale con Dio. Fino alla croce di Cristo, da Adamo fino alla croce di Cristo, diciamo così, sono i primi 12, perché rappresentano tutti i credenti, la completezza dei credenti prima della crocifissione di Cristo. Dalla croce in poi fino al rapimento della Chiesa sono gli altri 12 che rappresentano il numero completo dei credenti dopo la morte di Cristo. Quindi 12 più 12, 24. Sia la completezza dei credenti di tutta la storia, dalla creazione fino al rapimento della Chiesa. Ok? Sì. Pastore, la Chiesa regnerà con Cristo.
La La Chiesa? Chiesa Sì. regnerà con Cristo. Ok. E Israele? Allora, da un certo punto in poi, noi non dobbiamo più fare distinzione tra Israele e la Chiesa. Ossia, Israele è il popolo di Dio, questo è indubbio. Ossia, il Signore ha scelto Israele per manifestare Cristo. Ossia, dall'Israele è nato Cristo. Okay? Però, se tu vai nella lettera ai Romani, capitolo 9, 10 e 11, tu vedrai lo sviluppo completo della storia della salvezza per Israele e per la Chiesa. A un certo punto l'Apostolo Paolo dice: non tutto quello che si chiama Israele è Israele. Perché? Perché Israele, no? Il nome Israele vuol dire colui che lotta con Dio. L'umanità lotta con Dio, no? Perciò lui comprende Israele come tutta l'umanità che ha lottato con Dio fino a un certo punto, ma poi si è arresa ed è diventata parte del popolo di Dio. Questa è la Chiesa e anche Israele. Poi noi dobbiamo fare la differenza tra l'Israele spirituale e l'Israele storico. C'è una differenza tra Israele spirituale e quello storico. Quello storico è proprio il ceppo delle 12 tribù di Israele che sono fino ad oggi parte di questa nazione che sta ancora lottando per riconoscere Cristo, che ancora non l'hanno riconosciuto. Okay? Ma c'è un Israele spirituale di cui noi facciamo parte, che è la Chiesa. E allo stesso modo, al contrario, nella Chiesa è compreso l'Israele spirituale. Quindi dobbiamo abituarci a vedere queste due cose insieme, capito? Dal punto di vista spirituale, poi la parte storica è un'altra cosa. Ok? Otto e 10. Un'ultima domanda se c'è qualcuno che ce l'ha, se no chiudiamo. Ok, la prossima volta noi vedremo proprio l'agnello che comincia a spezzare i sigilli, no? E noi vedremo che la prima cosa che succederà è proprio questa manifestazione dell'anticristo su questo cavallo bianco, no? Che sarà un uomo di pace, che ricostruirà il Tempio, che metterà d'accordo arabi con israeliani e metterà tutto in ordine e in modo che lui possa entrare nel Tempio, come dice l'Apostolo Paolo in prima o seconda Tessalonicesi dice si siederà nel trono di Dio e dirà di essere Dio e vorrà essere adorato come Dio. Quindi lì Israele si renderà conto che qualcosa non funziona e lì Israele comincerà a vedere indietro e dire forse Cristo veramente era qualcuno di interessante al posto di questo. Okay? Più o meno la storia futura della settimana prossima sarà questa. Ok? Rileggete capitolo 4 e 5 a casa, mi raccomando, va bene? Sono alcuni simboli molto interessanti che ci sono lì e la prossima volta vedremo proprio lo sviluppo del capitolo, almeno del capitolo 6 e capitolo 7 del libro di Apocalisse, va bene? Preghiamo? Grazie anche per chi ci ha seguito da casa, portate pazienza con noi che ne abbiamo bisogno di tanta. Signore Dio nostro, ti ringraziamo e ti benediciamo per il tempo prezioso che ci hai dato nella tua presenza. Ti chiediamo, Signore, di benedire adesso il nostro ritorno a casa e di darci la capacità, Signore, di meditare e di studiare ancora di più, Signore, su quello che tu ci hai detto. La prossima volta, Signore, vogliamo chiederti di essere presenti in mezzo a noi. Ti chiedo, Signore, veramente aiutaci a comprenderti, a studiare la tua parola e a essere molto più sottomessi a te, visto che abbiamo un destino eterno che va nella gloria insieme a te, nel nome di Cristo Gesù. Amen. Grazie, buona serata, Dio vi benedica. Grazie. Io ho visto così.